con Pego dell'Active Network, protagonista nel 4-2 al TD Santa Marinella. Il gol di oggi speciale non solo perché ha aiutato la tua squadra alla vittoria, ma anche perché è il 100° con questa maglia. Sì, contento della vittoria primo e poi in lo personale aver arrivato a 100 gol con l'Active Network. Cosa è andato e cosa non è andato oggi? All'inizio del secondo tempo il TD Santa Marinella ha attaccato bene, voi alla fine vi siete difesi bene e siete usciti fuori nell'ultima parte. Cosa dovete migliorare? Soprattutto il secondo tempo, andiamo in svantaggio sempre, iniziamo con la testa, non so se persa o che, però iniziamo sempre la seconda parte, iniziamo, no, non stiamo razionali, stiamo persi, è quello che tocca rimediare per la prossima partita che vengono. E poi sì, loro sono una squadra fortissima, si è visto la partita, non hanno mollato mai. E noi abbiamo difeso quasi bene il 5 contro 4, ma alla fine abbiamo fatto un svantaggio con Pablo, un 1-2, ho potuto segnare così, ha fatto così più lunga come si dice? Il vantaggio. E ultima cosa, Pego, avevi preparato una maglia con dedica? Sì. C'è una dedica particolare? Sì, è per arrivato a questo 100 gol con il Active Network, quindi me l'ha fatto l'estate, la dirigenza si è accordato di me e io l'ho fatto un regalo per il mio nipote, Lorenzo. Grazie quindi e complimenti a Pego, ci risentiamo presto. Grazie a voi.